Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di martedì 31 gennaio 2023. Lavoro convocato per giovedì un incontro tra sindaci bellunesi, Regione Veneto e rappresentanti sindacali per discutere sulla situazione Safilo. L'azienda è infatti intenzionata a chiudere lo stabilimento di Longarone nel quale lavorano 472 persone. Dai sindacati a livello nazionale è arrivata anche la richiesta di un tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per cercare di risolvere la questione. I rappresentanti dei lavoratori si riuniranno inoltre domani per valutare le azioni da intraprendere a difesa della fabbrica di Longarone. Condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione, un 17enne accusato di violenza sessuale aggravata, vittima una ragazza di 1 anno più giovane. L'episodio al centro della vicenda giudiziaria è avvenuto a Feltri il 16 gennaio 2020. A Belluno ha aggredito un agente della polizia locale. L'episodio si è verificato ieri sera in Piazza dei Martiri poco prima delle 20, durante l'attività di controllo e prevenzione contro le soste abusive del centro storico della città. Durante l'azione di pattugliamento, riporta un comunicato dell'amministrazione comunale, un agente è intervenuto per calmare alcune persone, il conducente di un veicolo e i passeggeri di un altro mezzo, che parlavano tra loro in modo alterato. Davanti al tentativo dell'operatore, una delle persone gli si è scagliata contro con aggressioni verbali che sono diventate poi fisiche, che hanno reso necessario ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso. Il responsabile dell'aggressione è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Sempre a Belluno il Consiglio Comunale ha bocciato la proposta del consigliere di minoranza Marco Perale di spostare dalla sala della Giunta in municipio una targa del 1519 dedicata alla cacciata degli ebrei. La targa fu affissata nel 1938 in pieno regime fascista a celebrazione delle leggi razziali introdotte a partire proprio da quell'anno. Perale ne chiedeva il trasferimento nel lapidario di Palazzo Fulcis, sede del Museo Civico. Secondo la maggioranza, collocare una targa in un museo sarebbe un atto di cancellazione della storia. La decisione è stata quella di lasciarla dov'è, alle spalle del sindaco, affinché il pensiero dell'amministrazione possano conoscerla anche gli studenti. Sarebbe stata pagata meno di quanto stabilito, per questo motivo una commessa si è licenziata dal negozio nel quale era impiegata e si è rivolta all'ispettorato del lavoro. La donna sostiene di aver lavorato un numero di ore maggiore rispetto agli accordi presi al momento dell'assunzione e di aver ricevuto un compenso non consono, con la giustificazione, fornita dal datore di lavoro, che il negozio non incassava abbastanza denaro. Sulla vicenda chiarirà l'ispettorato. Turista romano bloccato dal freddo, l'uomo, un 67enne, è stato recuperato dal soccorso alpino di San Vito di Cadore dopo una passeggiata partita da Pian de Lago e le difficoltà riscontrate all'altezza di Dogana Vecchia a causa della neve. Raggiunto in coda, è stato condotto fino al proprio mezzo. Veniamo ora ai dati sulla pandemia in provincia di Belluno. 196 gli attualmente positivi, appare evidente, fa sapere l'USL. Numero 1 Dolomiti, un ulteriore raffreddamento del quadro epidemico con una incidenza ormai al di sotto del valore soglia di 50 casi ogni 100.000 abitanti. Nell'ultima settimana presa in esame, i nuovi casi si collocano come di consueto prevalentemente nella fascia di età centrale 45-64 anni. Da registrare anche il decesso di una donna di 83 anni. 27 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali del territorio, tutti in area non critica, di cui 12 per ragioni non direttamente collegate al virus. Stante l'attuale situazione epidemiologica e la riduzione dei ricoveri Covid, annuncia l'azienda sanitaria, l'ospedale di comunità di Belluno è stato riattivato come Covid-free. Passiamo allo sport, ancora un argento per René De Silvestro ai mondiali di sci alpino paralimpico di Espot in Spagna. L'atleta cadorino ha conquistato il secondo posto nello slalom categoria sitting, che ha chiuso il programma della rassegna iridata. Davanti a lui solo il norvegese Jasper Pedersen con un vantaggio di 2 secondi e 36 centesimi. Complessivamente De Silvestro è riuscito a collezionare 2 medaglie d'argento nel corso della competizione. In Canada, a Whistler Mountain, quarto posto ai campionati mondiali juniores di fondo per la comeliana Iris De Martin nella 20 km in tecnica classica. Un piazzamento, il comunicato della FISI Veneto, che la conferma come una delle migliori juniores del panorama internazionale dopo quanto fatto negli anni scorsi e dopo il quinto posto nella sprint, sempre in Canada. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.